Mancano 800 metri. Oh raga, che ci fate al 551? Rapimento. Rapimento se puoi Ok, venire. ok. Veloce Vi se guardo. puoi venire. No, vi guardo, vi guardo. Vabbè, se no vai al bunker, ci sono gli altri. Ti guardo, tranquillo. No, io col Porsche. Vieni mascherato. Sì, sono mascherato. So io col Porsche. Oh, chi è che sta qua ambuscando Big Azzurro? Ma dove cazzo siete? Sulla casa a sinistra. È arrivato qualcuno? No. Ah, ma deve arrivare qualcuno, non c'è già qua la gente. Portato le bende, caro. Sì, ce l'ho io le becche che l'ha bisogno, bene. Io. Quello che sta salendo la Il ragazzo mi dice che già c'è qualcuno là. No, negativo. Questa macchina, se vuoi. Dentro qualcuno, Sapete aspetta. il mio Porsche, porca troia. Chi è quello con la nostra macchina? Oh, ragazzi, mi siete subito, dai, stavo per sparare in testa. Non c'è nessuno. Al 551 dici? 551 noi. Ci sta solo la macchina, quella della fazione, però. O meglio, ci stanno due macchine e poi una macchina nera. Sì, due fazioni sono nostre più il Porsche nostro. Sì, non mi dovete fare vedere, cosa non invecchiato. Gianni, fagli un po' di premura a questo. Hanno sbagliato civico, dice che stanno arrivando là. Gli si arrivano dall'autostrada, dopo il casello, così capiscono se arrivano davanti o da dietro. Se vuoi faccio un salto io dalla parte del casello, fra. Faccio un salto dal casello se vuoi. Sì, dimmi se sale qualcuno. Sparano, chi ha sparato? Lo Escobar, credo. O Momo, non so come cazzo si chiama. Fate serie però, Il capo. I caselli come stanno? Dalla parte del casello tutto a posto. Sinistra destra, sinistra destra. Ragazzi, sparate le gomme quando lui già è sceso dalla macchina. Deve arrivare. Aspetta. Ti faccio sapere se arriva. Arriva una macchina, raga. Questi ci arrivano da sopra le montagne. Non dal casello, dall'altra parte arriva una macchina. Dall'autostrada? No. Sta arrivando là, sta là. Arriva la macchina. Di la macchina? Dove? Quello che ho ammazzato io prima. Ce l'abbiamo. Avete preso? Ce l'abbiamo, stiamo arrivando. Ok. Che sparate, raga. Ovviamente abbiamo ucciso perché voleva scappare.
Ma la mia macchina dove cazzo è finita? State portando qua, questo. Cosa Porco Gianni? due! State venendo? Abbiamo ucciso perché stava scappando. Ah, stavo scappando. Vedi se ce ne hanno un altro, così se no gli fai fare la brutta fine. No. Fatelo rianimare. Gianni, se non sei con loro e stai al bunker, ma chi è questo qua? Dov'è? Che cazzo hanno fatto quello? Uno di questi ragazzi mi aveva rapinato con un coltello. Però peccato che io avevo la pistola. Blocchiamo le stiamo. E datemela una botta. Che ho buttato James sotto mappa. Oh. Bravo il fenomeno, bravo. Che cazzo coglione. Fra, tu che c'è l'ostaggio, sali in quella macchina che che ha pittato. Gli altri aspettassero là e li vado a prendere io. Hanno cambiato radio. Tutti in questa macchina, vai, veloci, va. L'ostaggio... è ancora vivo l'ostaggio, quello al bunker? Ancora vivo, sì. Porti l'ostaggio qua per favore. Vale. Chi è quello là che c'ha il cappellino giallo e la maglia colorata? Mi sei puntato, sali. Per favore andate a prendere Amy perché gli ho fatto girare il cazzo. Ah, torno io dopo. Chi è quello là che sta giù fermo che avete lasciato, raga? Sì, Amy. È ancora vivo l'ostaggio, quello nel bunker? Sì, sale. Va bene, adesso arriviamo con il suo amichetto, però è morto, lo diciamo di già. Emi, sono Vito. Salvati in extremis, bravo. Tranquillo, frati, vi stavo guardando. No! Dove siete? Ma negli interrogatori si può parlare anche con dell'applicativo? Dove siete? Vai, Che autostrada, cazzo sono hai arrivato. fatto? Oh, dove siete? Autostrada, te l'ho detto. Autostrada vicino al 535, adesso arriviamo. Sei morto dalle palle. Non ti puoi Hai avvicinare. detto di portarlo. Dobbiamo chiamare un'ambulanza però, perché qua il carro è svenuto. Chiamate l'ambulanza e fatelo rianimare. Raga, Emi è morto. Ora lo accompagno. Ha scritto un secondo prima. Mi hai salvato. Boom, passa in mezzo alle palle e scatta. Sei dentro con quello, mo. Ti accompagno in ospedale, però. Non vedo un cazzo, che gioco di merda. Medico, potrebbe aiutarmi gentilmente? Come no? Grazie mille, grazie mille. Arruso, pure prima amico mio. Porco due, io so... Oddio, che è non vedo questo un ragazzo? cazzo dentro al bunker. Però sono una distorsione della colonna vertebrale. la Mi fa- pugnalata al ginocchio. La moto è la mia, non da zardare a toccarla che ti faccio saltare la testa in aria. Calmati, compà.
Stiamo solo facendo il Bare! complimento. A Russo, tu non hai capito con chi sta parlando. Ah. Andiamo, vita. Madonna, guarda che palle. Perché ti chiedi della Sai moto, che fra? motocicletta. Che moto chiedevi? No, niente, volevo solo guardare la moto. Ah, ok. Arruso, che è Arruso qua? Ma quanto costa? Tu sei Arruso? Fammi 60.000. passare, mi sa. Scusa, Eh. tu sei Arruso? Aspetta, No, sono aspetta. io. Sei sicuro? Tu mi Prendo sembra a parlo. 553. Ma andiamo al bunker, va. Però dovremmo metterci la maschera. In realtà neanche vuoi venire che veniamo tu. Boh, io la tengo. Ma che te frega, tanto quello l'ammazziamo. Già sta pure morto. Sì, quello è vero. Oh, uno che viene porco due a prendermi. Ah, già Tutto stiamo pacchiato, cazzo. Vaffanculo. Gianni, dove stai? Nel bunker. Se sta arrivando a prenderti, vai verso l'uscita dove c'è il casino. Eh sì, ma che stanza? 553. Non sei più veloce di me. James, dove sei? 553. E dove cazzo è il 553? Vicino al 551. Ok, ti vedo, ti vedo. Fra, dove cazzo stai? Sto in queste stanze, ma non ti trovo. Nella prima stanza, appena entri vai la seconda. Quella in acqua, bastardo. Vai all'entrata da dove sei entrato. Io ti sento con la moto. Dove cazzo sei? Dall'ingresso sto io, già, sto all'ingresso io. E io pure. Ma non ci sei. Eh. Quindi? Quindi l'avete rianimato a questo? In ambulanza magari. Dio santo, sto rompendo il cazzo. Ah, già che ci sei, che cosa fai qua in città? No, sono nuovo, guarda, oggi sono rientrato. Sei rientrato o c'eri già? Un bel po' di tempo fa. Ok, e che cosa fai per mantenerti? Quasi niente, 20. Mi danno $200, euro, ogni po' di tempo lo Stato. Io sono Cioè, perché nel sono senso... disoccupato. Ah, ok, sei disoccupato. Mm.
guarda una cosa, se non vengono i medici, 5 minuti, fategli fare il culo, fategli fare il bagno pure a lui. Vedi che c'è uno accanto, eh? C'è uno. A posto? Sì, penso di sì. Oppala. Lo conosci quello laggiù? No sto cazzo, era in radio con te, simpaticone. Non lo conosco. Non lo co- Alza le mani. è il mio compaesano, ma non lo conosco. Alza le mani e perquisiscilo. Alza le mani. Perquisiscilo. Guardiamo se ti sei già deciso di metterti a... Alza le Non mani. è se lei- quello che avevamo preso prima. Sì, esatto, è proprio lui. Ah. Arriva con la sua macchinina, fa il furbetto, prova a scappare quando è puntato, ma chi pensi di essere? Via, lasciami in pace. Superman? Non vi conoscete? Siete vestiti uguali? Vestiti uguali, nella stessa radio, con lo stesso tipo di macchina, ma... Ah no, e quindi, quindi coincidenza avete la stessa Riuscito a macchina, perderti stessi con una vestiti, 500 stessa radio. elettrica. Ah, io già ridetto, sta qua da un giorno. Lui non l'ho mai visto. Quant'è che sei in città, hai detto? Non tu, capelli bianchi, tu? Io. Sì. 7 giorni, ma lui non l'ho mai visto. Ok, hanno un'altra cosa in... hanno tutti un'altra un cosa in giorno, comune. Tutti un giorno. Oh, fammi indovinare, sei in città da un'ora. No, ti ho fatto perdere la macchina. Che sgoro. Vedi da fa. Allora, Tu eri ma... quello che non era nessuna fazione. Nessuno? Tu eri quello che non era nessuna fazione e che non lavorava per nessuno. Quindi... Dici un sacco di cazzate. non vado a dire informazioni agli sconosciuti. Allora, come mai avevi quella Gli macchina? peccato che però che noi questi siamo armati. sconosciuti ti stanno puntando delle pistole. Tu dovresti dire la verità. Se ci tieni alla tua vita. Infatti io ho bisogno della disco. Quella è un'altra cosa sbagliatissima. E siccome tu In stai che radio dicendo... state, ma che l'avete cambiata? Non ve lo dico. Invece devi dircelo perché sei Devi puntato dirlo. e soprattutto da Bibbia Devi devi... dirlo. Cara. Però, senti, Bibbia una devi domanda, dircelo. come fai ad Non avere puoi quella fare macchina altro. quando sei arrivato? Cosa? Quando sei arrivato avevi la Veloster nera, come fai a permetterla? Se sei arrivato in un giorno. No, i soldi iniziali. Quali? I soldi iniziali non ci arrivi con 40k. Sì, La macchina sta a 49, quanto ti danno iniziali? 50. No, 45 esattamente. 15 di K 50. e 30 in banca. Scusa, prof. 50. Quindi tu sei quello sveglio che al posto di prendersi del cibo va a prendersi una macchina direttamente, giusto? Sì. Saranno cazzi sua. Io boh. Tu invece che macchina hai? Ma stiamo Ma parlando con te o cazzi stiamo parlando con sua, quell'altro? Ma cazzi sua o non cazzi sua? Avete cambiato radio? Lui la sa la radio? È No. costretto a dirlo. No, non la conosco la radio, se no non ne parlavo con voi. Tu, Fra, che macchina hai? 421. No, io ho quella all'Alfa Romeo Rossa. Ok. Beh, qua il signorino col giubbotto. Che macchina c'è, scusa? Con lo Alfa zaino. Romeo Rossa. L'Alfa Quella Romeo che si Rosso vende alla non letteria. abbia paura. ed è quella tua personale? Eh? Ed è quella tua Sì, l'ho vinta personale? alla letteria. Dove vai? Dove vai? Dove vai? C'ho anche una moto. No, sto cantando, sbatti. Ma io non mi sto sbattendo, frate. Guarda a parlare. Scusami, che lotteria intendi? È una lotteria che c'è stata... Non mi ricordo quanti giorni fa. Quando? Quando? Avete non mi ricordo. avete da mangiare? Ma non è Di entrato sicuro non ieri. c'è stata nessuna lotteria un'ora fa, quindi te sei in città già da Oh, quando hai detto. avete Sì, da dai, ma io mangiare? sono Sto stato schiattando. tantissimo, cioè proprio all'inizio Che vuoi? di La questo prossima volta ti sono- compri il cibo invece della Eppure veloce. parlavi di qualche E poi- giorno fa, eh?
parla, e poi parla. ho Parla smesso che tu dovresti Aspettando, da di venire in mangiare. questa città per secondo me solo volevo un giorno che schiattare. sono tornato oggi. Immagino che Quindi scelta proprio due quel cagli. giorno là è stato, Sì, diciamo, infatti. Tu parla e vai tutto il poche giro che ore vuoi. e poi sono tornato qua. Oggi. Oggi. Questo qui ci può dire qualcosa di interessante? Emilio. Grazie. Te lo mangiare. Emilio, Tanto è l'ultima volta rispondi. che mangia in vita sua, quindi. Ma niente, pure l'ultima volta, ma non ti do. Sì, l'ultima volta che mangi. Ah, scusami un attimo, te c'è una lasagna e mi hai speso tutti i soldi nella Ah, macchina? gliel'ho data Era io. lui. Allora. Fare la lasagna costa 200, no 1000. Questo qua è già l'hai perquisito. Sì, non c'è niente. E l'altro Che anche. punta a fa? Lascia una pistola. Ce l'hai? Ok, perfetto. Ah, finalmente. A Bravo. posto. Uno. Vabbè, mi dispiace Puoi alzare un capelli attimo le bianchi. mani? No, lui già fatto, già fatto. Già Non è fatto. nulla. Allora, adesso io mi Guarda, guardo un bel ti civico in cui passo- portare questo simpaticone. Ti do la Proprio in mezzo radio. a nulla. Aspetta un Siccome attimo. i Oh, ma tuoi... c'è qualcuno in radio, porca fatemi puttana. parlare. I tuoi fanno troppi furbi, te l'avevo detto, e la mia è una parola sola. Quindi, addio. Ah, Ma sei buono, sì. ma perché non ti entrano? Ma che ne so. C'è una pistola di ferro. Però gli Ci fanno volevano fare. 2 colpi insieme. No, è il problema di Gian. No, Vabbè, dai. lo vedevo fermo e non gli entravano i colpi. Vabbè, dai, Passavano attraverso. Vabbè, dai, bagnetto. Altrimenti li portiamo in un posto sperduto, tipo il 078. Non c'è nessun garage vicino. Bravo, vuoi vedere qual è il posto ideale per fare sta cosa qua? Basta, qua. Cosa hanno fatto, ragazzi? Cosa Non è parla. successo? No, ti prego, no, cosa sto vedendo? No, Chi sto non vedendo? parlano. Ti faccio il roll su cerca. Gianni, dovresti portarli a mare, Gianni. Vai, vai. Ah, Vedete dove i ci stanno? capellegrini. Aspetta, vai. Vai, 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 vai. Ciao. A Andiamo posto. con l'elicottero direttamente. Bellissimo l'elicottero. Che c'è, ma? Devo solo avere la maschera, ciao. La macchina l'avete chiusa o l'avete lasciata aperta, raga? Non vorrei rompersi il cazzo. Cosa è questo? Dove vi mollo? Casa grande? Oh, un altro elicottero. L'officina. Ma non posso arrivare con l'officina. Al garage sì. Sì, dai. Salut, Misha. Fernau. Stavo rompendo il cazzo, stavo durando troppo. Quindi questi due erano due tizi che hai trovato a caso, così. Che poi se andai a beccare l'altro che avevo preso prima. E niente, praticamente uno di questi, quel bambino di merda, Sì. mi aveva rapito con un coltello in officina, no? Ah, ok. Sono salito in macchina, è arrivato al negozietto e poi sono sceso, ho uscito la pistola e l'ho puntata. Mhm. Vi lascio e scappo. Mhm. Grazie a te, stavo. Dove vai? In realtà mollica ora. Vabbè, vengo perché mi serve un 10x10. Ok. Ti aspetto là? Io vado a mangiare. Sì, sì. Gianni, vieni a mangiare la mollica. No, devo mangiare. Nella realtà devo mangiare. Ah, ecco, lo sponsor di questo video. Allora, praticamente stiamo parlando di NordVPN. Non si tratta di gestire attività legali o illegali, ma bensì della sicurezza online. NordVPN, infatti, è un servizio che offre tantissime cose nell'ambito di sicurezza online, che vanno da antipubblicità, anti-malware come Threat Protection Pro,
con cui ci si riesce appunto ad esempio a bloccare tutti quei malware su cui facciamo clic accidentalmente, dove praticamente compaiono tipo 10.000 pop-up che infestano tutto quanto, schede a destra e a sinistra. Ecco perché un pop-up che ovviamente portano a delle truffe e a scam. Quindi Nord ha tantissimi strumenti per combattere tutto quello che ci minaccia online. Comunque, in sintesi, possiamo stare tranquilli con un abbonamento mensile, annuale o biennale, perché riusciamo a coprire fino a 10 dispositivi cliccando il link qua sotto, e potete usufruire anche di uno sconto per il Black Friday, in più anche 4 mesi extra sui piani biennali. Trovate tutto qui sotto in descrizione.